Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali in primo piano, poi nella seconda parte andremo sui quotidiani locali. Che cosa troviamo sui nazionali? Innanzitutto la visita di Orban, il leader dell'Ungheria in Italia, ma anche a Città del Vaticano, per cui la visita a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, in cui si è parlato soprattutto della situazione legata a Stati Uniti e Russia. Ne parlano tanto i giornali e l'apertura di molti quotidiani, ma altri quotidiani si concentrano invece sulla situazione in Medio Oriente, di questa tregua appesa veramente a un filo, che è scattata ma che resta sempre in bilico. La questione poi russa-ucraina e anche la situazione legata alla manovra italiana, con il delicato confronto con le banche che semina un po' di scompiglio anche nella maggioranza di governo. Infine lo sport, con il tema del giorno, che è stato l'esonero dell'allenatore della Juventus Tudor. Andiamo sulle prime pagine del Corriere della Sera intanto, perché vi faccio vedere il titolo principale, che è quello legato ad Orban. A Roma attacca l'Europa, il leader ungherese dal Papa e dalla Premier, Bruxelles non conta nulla. E poi dice ovviamente Donald Trump, sbaglia sulle sanzioni a Mosca. Dazi, Pechino loda il dialogo con gli Stati Uniti, Trump contro Putin, la smetta di testare i missili. Poi vi abbiamo detto la questione legata alla manovra, Meloni e le banche, chiese risorse a chi ha avuto tanto, siano soddisfatte. Ovviamente si riferisce agli istituti di credito. E poi, come detto, nel titolo sotto la testata c'è anche la situazione legata alla panchina della Juventus, via Tudor, in arrivo Spalletti, col punto interrogativo, perché oggi ci sono in programma degli incontri importanti fra dirigenza bianconera e l'ex tecnico della nazionale, che potrebbe guidare la squadra juventina fino alla fine della stagione, avere anche un prolungamento di contratto in caso di qualificazione in Champions. Andiamo a vedere nelle pagine interne alcuni dei temi che abbiamo trattato in apertura di questa rassegna stampa, a partire dall'incontro di Orban con il Papa. Ad esempio sul Corriere della Sera c'è una doppia pagina su questo incontro. Qui vedete il Papa, e poi nella pagina che vi facciamo vedere che è successiva c'è invece il volto del leader dell'Ungheria, leader chiaramente molto discusso, leader che ha incontrato anche Giorgia Meloni. Vediamo il baciamano in questo momento, qui un sorriso di Giorgia Meloni, ma i temi trattati da Orban non sono andati molto giù alla guida della nazione italiana. Dunque, ritornando alla pagina iniziale, vi facciamo vedere il titolo, che è l'Unione Europea non conta nulla, un errore le sanzioni a Mosca, ed è il tema dominante di quello che ha detto Orban. Vi dicevo, poi c'è invece la situazione della manovra. Non appare in tutti i quotidiani, in alcuni però è proprio l'apertura, e dà, come sempre, essendo una situazione prettamente italiana, anche delle chiavi polemiche, sia per quanto riguarda la maggioranza, abbiamo detto degli attriti in seno al centrodestra, ma soprattutto l'opposizione che critica alcuni intendimenti di questa manovra. Vediamo anche sul Corriere, in questo caso, quella che è l'indicazione di Giorgia Meloni, chiesti 5 miliardi su 44 di profitti, questo è per quanto riguarda le banche, che dice Meloni possono essere soddisfatte. Contributo su rendite create anche grazie al governo, non tassiamo le ricchezze prodotte, un tema che, come detto, farà discutere. Ma il tema dominante, l'abbiamo detto, su quasi tutti i quotidiani, è quello della visita di Orban, che per certi versi, qualcuno ci va più duro, mette in difficoltà l'Italia, ha messo in difficoltà l'Italia. Lo vediamo ad esempio su Repubblica. Orban imbarazza Meloni, ospiti a Palazzo Chigi, leader ungherese attacca, Trump sbaglia su Putin e l'Unione Europea inutile. Abbiamo già letto queste dichiarazioni, ma quello che
Conte, questo appunto imbarazzo nel governo, l'irritazione addirittura. Tajani dice ho idee diverse e il PD invita la Presidente del Consiglio a dissociarsi dalle parole di Orban. Anche l'altra voce ci va pesante perché dice Orban insulta l'Europa. Il premier ungherese a colloquio con Meloni su Kiev, Gaza e migranti, non conta niente, dice il vecchio continente. Trump sbaglia su Putin, gli dirò di togliere le sanzioni, ricordiamo quelle dei dazi che colpiscono la Russia. C'è poi il tema del drone israeliano abbattuto in Libano dai caschi blu dell'ONU, ma ne parleremo fra poco del Medio Oriente. Anzi, andiamoci subito, perché il tema della pace, lo sappiamo, è un tema determinante, è un tema che riscuote sempre tanto interesse ed è un tema appeso a un filo nella zona medio orientale del Mediterraneo, perché chiaramente è appena iniziata questa tregua e ci sono comunque ancora dei bombardamenti, ci sono dei droni abbattuti come abbiamo letto e ci sono degli interventi importanti. Uno lo troviamo sul Sole 24 Ore, ad esempio è quello del re di Giordania, che dice, per quanto riguarda il Medio Oriente, forze internazionali a Gaza solo come peacekeeper, cioè come portatori di pace. I paesi arabi si uniranno alla forza internazionale proposta dagli Stati Uniti a Gaza solo se la sua missione sarà quella di mantenere la pace e non quella di far rispettare la legge. Lo ha dichiarato appunto il re di Giordania Abdullah II alla BBC. Sul Sole 24 Ore c'è anche un altro tema. Mentre leggiamo appunto della situazione fra Stati Uniti, tesa fra Stati Uniti e Russia, ne abbiamo parlato molto della situazione tesa con la Cina, ma sembra che poi le due grandi potenze mondiali del momento alla fine possano trovare un'intesa. C'è il viaggio di Trump proprio nell'oriente del mondo, ora è in Giappone. Wall Street Record con intesa Stati Uniti e Cina, ottimismo sui mercati prima del vertice fra Trump e Xi Jinping che si verificherà nei prossimi giorni. A Milano intanto i titoli bancari vanno sicuramente su. Ma sì, ritorniamo a parlare della pace. Ne abbiamo parlato con le parole del re di Giordania, ma la pace che diventa un vero e proprio dovere. Ne parla proprio Avvenire con il titolo che leggiamo, Il dovere della pace. Zuppi, il cardinale Zuppi, che dice se continuiamo a cercarla arriverà. Pizzaballa, a Gaza la gente vede davanti a sé tanto odio, in migliaia al forum della comunità di Sant'Egidio che oggi chiuderà Leone XIV, intanto in mezza Europa si pensa a ripristinare il servizio militare obbligatorio. Di che cosa parla Avvenire? Perché in Europa il tema del riarmo è un tema che resta certamente decisivo e anche divisivo fra le varie forze europee, perché chiaramente se ne discute in tutti i parlamenti europei e arrivano anche delle decisioni che fanno discutere. Sul Fatto Quotidiano, ad esempio, troviamo un riferimento a questo. La Germania 377 miliardi in armi, tanto è vero che il Fatto Quotidiano titola nell'occhiello Quarto Reich, lo spaventoso riarmo nel bilancio del 2026. E pensate, lezioni di guerra anche nelle scuole, la riforma militare più imponente dal 1945, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, per i bimbi 2 ore a settimana per divulgare la strategia bellica in famiglia. Ora l'Unione Europea studia nuovi mega debiti pro Kiev con gli asset russi. Questo del riarmo è un tema certamente decisivo e divisivo, come vi abbiamo detto. Come divisiva è il punto di vista, come è ovvio che sia, sulla manovra, sulla legge di bilancio che deve passare da Camera e Senato, ma di cui ci sono i primi intendimenti. Uno di questi, l'abbiamo visto, è quello di coinvolgere le banche in questa manovra da 18 miliardi circa per 4,5 miliardi. Ma da sinistra arrivano le critiche perché ci sono delle assenze pesanti all'interno della manovra. Ad esempio sul manifesto si legge manca un piano, ecco il titolo che troviamo sul manifesto. 2 mesi fa l'annuncio di Meloni di un piano casa per l'emergenza abitativa
poi più niente, e ora tocca a Salvini ammettere che nella legge di bilancio c'è zero, solo tagli, ma non al ponte sullo Stretto, altro tema. La manovra divide ancora la destra che litiga sul mini sacrificio delle banche. Un altro tema certamente importante che vi facciamo vedere legato alle banche è quello che solleva Il Giorno, che addirittura apre col tema della manovra, Meloni in campo, 5 miliardi possono darli, la Premier punta a chiudere la polemica, Salvini rilancia, contribuiscono anche al piano casa, il ministro Giorgetti apre sulle modifiche per gli affitti brevi, altro tema che resta dominante all'interno della manovra, ma in questo momento si parla soprattutto delle banche. Sul Giorno troviamo anche un altro tema che nella giornata di ieri ha creato sicuramente scalpore mediatico e che riguarda una giornalista, si tratta di Francesca Barra, che ha denunciato un sito che ha pubblicato le sue foto di nudo false prodotte dall'intelligenza artificiale. Io nuda sul web, dice un falso dell'intelligenza artificiale, Barra che dice alle donne denunciate. E sul Corriere della Sera troviamo proprio una pagina interna dedicata a tutta questa situazione, con le parole di Francesca Barra che dice: mia figlia ha 12 anni, ho denunciato per lei e per chi non ce la fa ad arrivare a denunciare. La giornalista ha provato disgusto e paura. Sul quotidiano milanese ci sono anche le foto di tante conduttrici, showgirl, che sono rientrate in questo social media girls, sono comparsi appunto i profili alterati di molte donne italiane note. Tra le vittime le vedete Maria Elena Boschi, Elisabetta Canalis e poi anche Diletta Leotta, proprio Francesca Barra, Lorena Bianchetti, Arisa o Michelle Hunziker. Il tema su cui chiaramente si dibatte, su cui giustamente queste donne, queste showgirl vanno a denunciare, come ha fatto Francesca Barra. Ritorniamo poi a temi invece di scontro di natura politica, perché anche quello che succede al di là del mondo diventa un motivo per sottolineare le mancanze dell'altra parte, no? Da destra a sinistra, per cui ad esempio sul Giornale si parla nel titolo principale, oltre ai 100 giorni a Milano Cortina, le Olimpiadi invernali che si terranno in Italia, ma il titolo principale è questo: sinistra fuori dal mondo. Dopo aver sottovalutato Trump e Meloni, c'è anche Milei che trionfa in Argentina, un altro, secondo il Giornale, che è stato sottovalutato dalla sinistra. Da Saviano alla Stampa progressista, smentiti nuovamente i profeti del flop. Insomma, come detto, si trovano anche le notizie che arrivano dall'altra parte del mondo, come in questo caso dall'Argentina, per andare a far emergere il contrasto politico. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo per la seconda parte della nostra rassegna stampa con i quotidiani locali. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa, le pagine dei quotidiani locali. Partiamo, come sempre facciamo, dal nostro sito Sicilia Web con gli aggiornamenti anche delle prime ore della mattina. Andiamo proprio su Sicilia Web, vi facciamo vedere l'apertura perché c'è un'occupazione di studenti al Galilei, istituto importante del catanese, conosciuto del catanese, caos davanti, anzi di Catania, caos davanti al liceo, tutto per una circolare, divergenze col preside, studenti che occupano il Galilei. Ovviamente sul nostro sito tutte le notizie di cronaca, anche quelle proprio dell'ultima ora, come ad esempio il doppio inseguimento in mare con a bordo 700 kg di droga, oppure lo scontro con un camion e la morte del ciclista. Si continua a parlare ovviamente anche alle nuove accuse per Galvagno, per lui anche l'accusa di falso e truffa. Queste accuse le troviamo anche sui quotidiani cartacei che riportano ovviamente la notizia che è relativa alla giornata di ieri e che ritroviamo appunto ad esempio sulla Sicilia,
con le accuse sull'uso dell'auto blu, ora anche falso e truffa. L'inchiesta appunto a Palermo, questo dice il quotidiano catanese, che apre anche lui con la notizia legata alla visita di Orban e all'attacco a Trump e all'Europa. Altri titoli che vi facciamo vedere legati invece ad altri quotidiani, come ad esempio Repubblica Palermo, anche in questo caso l'apertura è su Galvagno, nuove accuse di falso e truffa, chiuse le indagini per il presidente dell'ARS, spuntano viaggi e spese illecite dell'autista. E poi l'altra notizia del giorno legata a ieri, la coppia arrestata per abusi con la denuncia alla telefonata, al telefono azzurro da parte della figlia dodicenne. Ma il tema dominante di Repubblica Palermo è quello legato alla sicurezza, rifiuti, illuminazione delle emergenze del capoluogo di regione. Il presidente dell'AMAT, il prefetto, intervenga sugli assalti ai bus o niente più corse allo Zen. Del tema del centro storico, della Malamovida e delle periferie troveremo altri spunti. Intanto io vi porto a vedere ancora la prima pagina del giornale di Sicilia, che è l'unico che apre con gli abusi da parte di madre e compagno della madre, i figli dodicenne e quattordicenne, abusi dalla madre a 14 anni, molestie pure del convivente, chiama il telefono azzurro e li fa arrestare. In questo caso la notizia di Galvagno è invece di spalla, sul giornale di Sicilia, altre accuse sull'uso dell'auto blu. C'è poi un richiamo allo sport, perché stasera c'è il Palermo in campo contro il Monza per una prova di maturità dopo la sconfitta con il Catanzaro, e poi l'ennesima sconfitta invece della Juve con l'esonero di Tudor. Ne parleremo anche di questo nella ultima parte della nostra rassegna stampa. Vi porto anche sulla prima pagina della Sicilia di Catania per farvi vedere i titoli che riguardano la nostra città. Ad esempio la droga e le munizioni sepolte nei terreni, Danesima a Trappeto Nord, i poliziotti impegnati in diversi controlli per contrastare lo spaccio. Il titolo principale è legato invece a un incidente avvenuto nel 2018 che si riferisce ad una poi cattiva interpretazione per la morte di Roberto Battaglia, riforma Cartabia mal interpretata. L'incidente appunto del 2018, esposto querela del legale della famiglia contro il PM Andrea Norzi. Si vede anche il luogo dell'incidente del 2018 a Pedara e la vittima appunto Roberto Battaglia, all'epoca 17enne. Ci sono poi anche le multe ai 3 pub per irregolarità, la consueta task force in centro storico, sono state effettuate diverse ispezioni nei locali, e le telecamere che immortalano una persona a Pedara mentre getta rifiuti per strada. Queste persone appunto che poi vengono fermate giustamente attraverso l'utilizzo delle telecamere. Andiamo a dare uno sguardo più da vicino ancora alle notizie che vi abbiamo dato attraverso le pagine interne dei vari quotidiani, partendo dalla Gazzetta del Sud, perché c'è qualche notizia in più legata appunto a Galvagno. L'auto blu di Galvagno, leggete questo titolo, serviva anche per comprare le patatine. Integrato l'avviso di conclusione indagini, truffa e falso, sono le nuove ipotesi di reato contestate al presidente dell'ARSI, al suo autista, sotto i riflettori l'uso spregiudicato dell'auto di servizio, che veniva usata per diverse funzioni, ovviamente un'auto a disposizione anche di amici e parenti, politici e soggetti non autorizzati per finalità completamente extra istituzionali, vicini al presidente dell'ARSE, che avrebbero effettuato quotidianamente spostamenti per appunto scopi personali propri dell'autista, dei membri del gabinetto e della segreteria particolare. Questo è l'utilizzo dell'auto blu. Intanto leggiamo anche su Repubblica, questa volta siamo su Repubblica, spostamenti che venivano rendicontati da Marino, l'autista, su fogli missione e moduli di rimborso spese che sarebbero stati poi controfirmati da Galvagno. L'altra notizia che abbiamo detto è quella invece
di cronaca con gli abusi nei confronti dei figli piccoli e il coraggio di una ragazzina di 12 anni di chiamare il telefono azzurro e denunciare. Anche in questo caso tutti i quotidiani locali hanno questa notizia in primo piano e tutti si concentrano proprio sul ruolo di questa ragazzina che appunto, lo vediamo su Repubblica Palermo, chiama il telefono azzurro e denuncia gli abusi in casa. Le vittime, lo leggiamo, sono due ragazzini del Monrealese, arrestati la madre e il compagno della donna, accusati entrambi delle violenze. Il titolo che ritroviamo è sempre quello legato appunto al telefono azzurro, però qui su Gazzetta del Sud ad esempio si parla e ci si concentra sul ruolo dei due ragazzi che saranno sicuramente segnati a vita da tutto quello che è successo nella loro tenera età. Ragazzina e il fratello costretti dalla madre a subire abusi sessuali. La donna e il suo compagno sono stati arrestati grazie alla segnalazione della tredicenne al telefono azzurro. Indagini tempestive, le violenze registrate dalle microspie della polizia. Gli inquirenti hanno chiuso il cerchio in 2 giorni, le vittime sono state affidate ad una struttura protetta. Chiaramente sarà importante tutto quello che succederà nella loro vita futura. Intanto è stata veramente coraggiosa e brava questa ragazza a arrivare a denunciare, ad arrivare a chiamare il telefono azzurro. Vi faccio vedere ancora altre pagine interne legate ad esempio alla finanziaria regionale. Abbiamo parlato degli scontri e dei diverbi legati alla finanziaria e alla manovra italiana. Qua invece su Repubblica Palermo si parla delle imprese che potrebbero avere sgravi per le assunzioni e dunque di primi accordi sulla finanziaria. Prove di disgelo nel vertice di maggioranza in vista della prossima sessione di bilancio. Resta il nodo Iacolino, il governatore ha assicurato al commissario di Fratelli d'Italia una soluzione, ma è un tema, quello della finanziaria, lo sappiamo, di cui si dibatte spesso, tanto nella parte finale dell'anno in Sicilia, e si prova con questi tentativi di disgelo ad arrivare ad una soluzione che possa portare magari ad un'approvazione più rapida e veloce. Situazione invece delle periferie e dei centri storici, delle zone rosse così chiamate, dove la sicurezza per certi versi non c'è. E allora su Repubblica Palermo si parla proprio del capoluogo regionale. Dal buio ai rifiuti, diario delle emergenze, siamo fuori controllo, episodi di violenza in zona rossa, strade come discariche in periferia e ville pubbliche senza illuminazione. Si parla addirittura di risultati pessimi in questo senso raccolti nella città di Palermo. A Messina invece ieri, e lo vediamo dalla Gazzetta del Sud, c'è stata la visita ufficiale della Commissione parlamentare periferie, incontri al comune, in prefettura e poi il classico tour tra le baracche da Rione Taormina a Tremonti, chiesta la proroga della legge speciale sul risanamento, ma in città, dicono, non ci sono baby gang. Parla proprio Battilocchio, che è il presidente della commissione parlamentare, e dice: le forze dell'ordine ci riferiscono di un'alta percezione di sicurezza, ma chiedono rinforzi in vista dei cantieri del ponte. Questo è un po' la situazione sia a Palermo che a Messina. Chiudiamo la nostra rassegna stampa come sempre facciamo con lo sport, in questo caso con lo sport prima di casa nostra, del calcio legato al Catania e al Palermo. In casa Catania non si è mai stati meglio probabilmente in questa stagione, dopo i 2 successi consecutivi e soprattutto il gran pubblico del Massimino, quasi 19.000 con la Salernitana, quasi 20.000 con il Benevento. La Sicilia ha un'intervista esclusiva con Quaini, il Catania corre, non si accontenta, nessuna esultanza, pensiamo a Caserta, ricordiamo Casertana, Catania,
che è la partita che Telecolor trasmetterà in diretta venerdì sera, non perdetela ovviamente, con il grande lavoro della nostra struttura e dei telecronisti per portarvi poi la diretta video in chiaro della partita fra Casertana e Catania in un momento d'oro per i rossazzurri. Il centrocampista Quaini cosa dice? La spinta di 20.000 tifosi ci ha resi più forti, gli applausi finali restano indelebili, ma come dice l'allenatore per ora è inutile fare i conti. Certamente il Catania è secondo in classifica alle spalle proprio della Salernitana, che ha appena battuto nella sfida della scorsa settimana. Per quanto riguarda invece il Palermo, ce ne parla Repubblica Palermo attraverso la cronaca appunto dello sport. Rosa al Barbera in cerca di riscatto, sarà un grande incontro, dice Inzaghi, stasera alle 20:30 il match contro il Monza. Il tecnico: cancelliamo la sconfitta di Catanzaro, possiamo fare felici i tifosi. Palermo, che lo ricordiamo, va a lottare e vuole lottare per la promozione in Serie A. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport per andare a dare uno sguardo ai titoli principali, ad esempio quello legato alla Juventus, che è ovviamente il titolo dello sport probabilmente per l'intera giornata di oggi, perché c'è Spalletti che potrebbe arrivare in bianconero. Come lì oggi incontra l'ex CT, è atteso l'ok, 8 mesi e rinnovo in caso di Champions, ricordiamo l'esonero di Tudor. Ma già oggi si gioca in campionato, ad esempio c'è un interessantissimo Atalanta-Milan con Lookman e Leao a tutta velocità, questa sfida fra i nerazzurri e i rossoneri. A proposito di nerazzurri, c'è un tema anche legato all'Inter, con 3 KO in 8 gare lo scudetto è un'impresa, potrebbe incominciare ad essere un'impresa. Intanto il Napoli, invece altra candidata al titolo, che perde De Bruyne, si opera e però prova lo stesso lo scatto decisivo per il campionato. Noi ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.